Buongiorno a tutti. Questa volta non hai sbagliato. Aprite le vostre Bibbie nel Salmo di numero 22. Salmo di numero 22. Dice così: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Dio mio, io grido di giorno, ma tu non mi rispondi, e anche di notte senza interruzione. Eppure tu sei il Santo, siedi circondato dalle lodi di Israele. I nostri padri confidarono in te, confidarono e tu li liberasti. Gridarono a te e furono salvati. Confidarono in te e non furono delusi. Ma io sono un verme e non un uomo. L'infamia degli uomini e il disprezzato dal popolo. Chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro e scuote il capo dicendo: egli si affida al Signore. Lo liberi dunque, lo salvi, perché lo gradisci? Sì, tu m'hai tratto del grembo materno, m'hai fatto riposare fiducioso sulle mammelle di mia madre. A te fui affidato fin dalla mia nascita. Tu sei il mio Dio fin dal grembo di mia madre. Non allontanarti da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è alcuno che mi aiuti. Grossi tori mi hanno circondato, potenti tori di Basan mi hanno attorniato. Aprono la loro gola contro di me, come un leone rapace e ruggente. Io sono come acqua che si sparge e tutte le mie ossa sono slogate. Il mio cuore è come la cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si inaridisce, come terra cotta, la lingua mi si stacca al palato. Tu mi hai posto nella polvere della morte. Poiché i cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi hanno attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardarono e mi osservano. Mi guardano e mi osservano. Spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Ma tu, Signore, non allontanarti. Tu che sei la mia forza, affrettati a soccorrermi. Libera la mia vita dalla spada e salva l'unica vita mia dall'assalto del cane. Salvami dalla gola del leone. Tu mi risponderai liberandomi dalle corna dei bufali. Io annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Ti loderò in mezzo all'assemblea. O voi che temete il Signore, lodatelo. Voi tutti, discendenti di Giacobbe, glorificatelo, temetelo voi tutti, stirpe di Israele, poiché non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del sofferente. Non gli ha nascosto il suo volto, ma quando quello ha gridato a lui, egli l'ha esaudito. Tu sei l'argomento della mia lode nella grande assemblea. Io adempirò i miei voti in presenza di quelli che ti temono. Gli umili mangeranno e saranno saziati. Quelli che cercano il Signore lo loderanno, il loro cuore vivrà in eterno. Tutte le estremità della terra si ricorderanno del Signore e si convertiranno a Lui. Tutte le famiglie delle nazioni adoreranno in tua presenza, poiché al Signore appartiene il regno, Egli domina sulle nazioni. Tutti i potenti della terra mangeranno e adoreranno. Tutti quelli che scendono nelle polvere e non possono mantenersi in vita si inchineranno davanti a Lui. La discendenza lo servirà. Si parlerà del Signore alle generazioni future. Essi verranno e proclameranno la sua giustizia e al popolo che nascerà diranno come Egli ha agito. Questo è un salmo di Davide che c'è un compimento immediato. Davide parlava di una sua sofferenza reale,
di una situazione in cui affrontava, una sensazione di abbandono, ma anche una fiducia che aveva in Dio, che lo avrebbe sopportato, lo avrebbe aiutato. Ma anche se c'era un compimento reale nella vita di Davide e del popolo di Israele, è anche un salmo messianico che descrive molto bene quello che ha attraversato Gesù durante la sua morte e la sua risurrezione. Davide ovviamente in quel momento lì non sapeva esattamente cosa sarebbe accaduto con il Messia, non aveva tutto questo in mente, parlava piuttosto di un momento in cui attraversava. Oggi però noi abbiamo attraverso la Sacra Scrittura il privilegio di poter conoscere sia quello che Davide attraversava, ma sia anche quello soffrimento che dovrebbe sopportare Gesù e cosa questo significa per noi. Davide, nonostante le sue afflizioni, ha avuto la fiducia in Dio. Gesù, nonostante la sua sofferenza sulla croce, anche lui aveva la certezza dell'azione di Dio, della sovranità di Dio nel corso della storia. Magari sicuramente non abbiamo una sofferenza di questo genere, ma forse anche noi questa mattina abbiamo qualcosa che punta il nostro cuore, che ci affligge, qualche difficoltà, un problema familiare, non lo so. Ma così come Davide, anche noi possiamo essere sicuri di avere un Dio che ci sopporta, un Dio che si prende cura di noi, un Dio che è sovrano su tutte le cose, su ogni aspetto della nostra vita. E se riusciamo a fidarsi di Lui e a consegnare la nostra afflizione a Lui, sicuramente il nostro fardello sarà molto più leggero. Preghiamo. Grazie Padre, grazie per questo nuovo privilegio di renderti culto questa mattina, di essere riuniti come una famiglia, come il tuo popolo, Signore. Che in questo momento tu possa essere al controllo delle nostre vite, dei nostri cuori, che possiamo lasciare alle spalle i nostri problemi, le nostre difficoltà, le nostre afflizioni e dedicare questo momento soltanto a te, Signore. Guida le nostre vite, accetta la nostra adorazione, Signore, e parla al nostro cuore. È questo che ti chiedo in nome di Gesù. Amen. Prova. Ok, buonasera, buongiorno. Buongiorno Chiesa, alziamoci in piedi, finiamo questa settimana, iniziamo la prossima lodando il nome del nostro Signore. Che questo sia il momento di salutarci. Tante persone sono venute magari appena adesso, pochi minuti fa. Che questo sia il momento, possiamo salutare chi non abbiamo visto durante la settimana, chi è a destra va a sinistra, chi va a sinistra va a destra. Ogni domenica è la stessa cosa, che possiamo lodare al nome del Signore insieme con una vera famiglia. Non vedo abbastanza movimento, quindi a destra a sinistra a destra. Iniziamo a salutarci con questo caloroso benvenuto. Tu sei santo.
Amen, Padre, ti ringraziamo per questo momento, ti ringraziamo perché tu sei qui in mezzo a noi, ti ringraziamo perché noi possiamo lodarti, ti ringraziamo perché noi siamo in un paese in cui possiamo lodarti, che questa mattina possiamo aprire la nostra bocca, aprire il nostro cuore per far sì che noi possiamo vederti. Ti prego di aprire i nostri occhi spirituali affinché che tu possa essere manifesto qui questa mattina, Padre, nel nome santo di Gesù. Amen. Aprimi gli occhi del cuore, apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, Signore, voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, Signore, voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo Santo, Santo. Aprimi gli occhi del cuore, apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, Signore, voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, apri i miei occhi,
santo, santo, tu sei santo, 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 tu sei santo, 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 voglio vederti. Su ogni ricchezza, su ogni re, sulla natura e sulla creazione, su ogni sapienza ed ogni via dell'uomo, regna Dio che tutto ciò creò. Su ogni regno, su ogni trono, su ogni cosa che può cambiare il cuore, su ogni ricchezza e sopra ogni tesoro, posto sia colui che degno è. Sulla croce udì la vita sua, per me sacrificò una rosa calpestata fu, morì Gesù con gran dolore, pensando a me. Su ogni potenza, su ogni re, sulla natura e sulla creazione, su ogni sapienza ed ogni via dell'uomo, regna Dio che tutto ciò creò. Su ogni regno, su ogni trono, su ogni cosa che può cambiare il cuore, su ogni ricchezza e sopra ogni tesoro, posto sia colui che degno è. E morì sulla croce udì la vita sua, per me sacrificò una rosa calpestata fu, morì Gesù con gran dolore, pensando a me. E morì sulla croce udì la vita sua, per me sacrificò una rosa calpestata fu, morì Gesù con gran dolore, pensando a me. Una rosa? Una rosa calpestata fu, morì Gesù con gran dolore.
ti ringraziamo per questo momento, ti ringraziamo perché tu sei in mezzo a noi, che noi in questo periodo possiamo ricordare il fatto che tu sei morto nella croce e mediante questo noi possiamo essere figli tuoi, non perché facciamo delle cose buone, non perché ce lo meritiamo, Padre, ma soltanto per la tua grazia. Ti ringraziamo, Padre, perché tramite questo gesto noi ci ricordiamo che tu ci ami nonostante tutto, Padre, che tu ci hai amato nonostante tutto e che tu ci vuoi al tuo fianco nonostante tutto. Che le persone possano venire a te, Padre, sapendo questo, vedendo il tuo gesto, Padre. Non aveva alcuna bellezza o maestà che potesse
Padre, ti ringraziamo, Padre, ti preghiamo che la tua parola possa venire chiara alle nostre orecchie, Padre, che i tuoi insegnamenti possano arrivare nel nostro cuore, nelle nostre menti, rimanerci, Padre, nel nome santo di Gesù. Ti prego di usare predicatore, Padre, affinché che la tua parola possa essere proclamata, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Buongiorno ancora. Buongiorno. Nelle ultime volte che sono stato a Treviso abbiamo visto un po' del percorso in cui ha fatto Gesù agli occhi degli ebrei, come il popolo ebreo ha visto la vita e l'opera di Gesù. E stiamo arrivando un po' alla fine. Leggiamo Matteo capitolo 27, dal versetto 26 al 54. Matteo 27, dal 26 al 54. Il testo dice: Allora egli liberò loro Barnaba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore portarono Gesù nel pretorio e radunarono attorno a lui tutta la corte. E spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto, intrecciato una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra e inginocchiandosi davanti a lui lo schernivano, dicendo: Salve, re dei Giudei. E gli sputavano addosso, prendevano la canna e gli percuotevano il capo. E dopo averlo schernito, lo spogliarono nel manto e lo rivestirono dei suoi abiti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, trovarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. E giunti a un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli diedero da bere del vino mescolato con fiele, ma Gesù, assaggiandolo, non lo volle berne. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestiti tirandone a sorte. E postisi a sedere, gli facevano la guardia. Al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna: questo è Gesù, il re dei Giudei. Allora furono crocifissi con lui 2 ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra. E quelli che passavano di là lo ingiuriavano, scuotendo il capo e dicendo: Tu che distruggi il Tempio e in 3 giorni lo ricostruisci, salva te stesso. Se tu sei il Figlio di Dio, scendi giù dalla croce. Così pure i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso? È il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Se è confidato in Dio, lo liberi ora, se lo gradisce, poiché ha detto: sono figlio di Dio. E nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con lui. Dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese, fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatala di aceto, la pose in cima a una canna e gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo.
E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. E usciti dal sepolcro, dopo la risurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero: veramente, costui era il Figlio di Dio. Preghiamo. Signore, parla al nostro cuore e dacci la capacità di comprendere la tua parola, Signore. E soprattutto, dacci la forza di mettere in pratica ogni suo insegnamento. È questo che ti chiedo in nome di Gesù. Amen. Bene, stiamo camminando alla fine di questo percorso, questa serie. Abbiamo visto negli intervalli delle prediche anche gli studi settimanali per quelli che appartengono a un gruppo di studio. E in questo periodo abbiamo visto Gesù che continuamente frustrava le aspettative messianiche del popolo ebreo, che aveva in mente un messia, un leader religioso, politico, militare, e invece in Gesù hanno visto un umile servo, qualcuno che era venuto per servire e non per essere servito, qualcuno che si è consegnato. Anche se quest'uomo compiva tutte le profezie riguardo al Messia, loro non riuscivano a vedere. Quando dico loro, ovviamente parlo in modo generale, alcuni o molti di quegli ebrei hanno visto in Gesù quello che lui veramente era, molti hanno seguito Gesù, però gran parte del popolo ebreo lo ha rifiutato. In questo percorso abbiamo visto che è iniziato con Gesù nel deserto, Gesù che ha vinto dove il popolo di Israele aveva fallito. Abbiamo visto che lui doveva vincere perché lui è l'Israele perfetto. In lui si compiva tutto quello che il popolo di Israele dovrebbe essere stato, ma non è riuscito. Poi abbiamo visto il ministero di Gesù, un pezzo del suo ministero, i miracoli che compiva, che realizzava e il perché di queste cose. Abbiamo visto il chiamato di Matteo e il grande banchetto che ha offerto, Gesù che si è seduto con quelli chiamati peccatori e allo stesso tempo ha rifiutato quelli che si chiamavano giusti. Per ultimo Giovanni Battista e l'inaugurazione del regno. Gesù che diceva che fino a Giovanni le cose funzionavano in un modo e da lì in poi era iniziata l'era della grazia, un nuovo patto in Cristo Gesù. Beato colui che si mantiene fedele quando Dio frustra le nostre aspettative. E ora arriviamo all'apice del ministero di Gesù, che è l'umiliazione proprio sulla croce. E questa storia ovviamente come cristiani, immagino, la conosciamo bene, il testo che abbiamo letto all'inizio. Ma forse, e dico forse, non sempre riusciamo a dare il peso esatto a quello che è successo lì. Abbiamo la tendenza di, forse sbaglio la parola, aiutatemi, alleggerire, è corretto? Un po' la situazione, un po' di quello che Cristo ha sofferto, di quello che ha significato tutto quanto. E cercheremo un po' di dare il peso dovuto, anche se non riusciremo per completo, ma almeno cercare di avvicinarsi di più al peso che ha avuto il sacrificio di Cristo Gesù e quello che ha dovuto sopportare. Il testo del profeta Isaia, capitolo 53, che è proprio la canzone che abbiamo cantato prima della predica,
descrive la figura del servo sofferente, il servo perfetto, senza macchia, che è riuscito a vivere una vita piena in santità e che ha sofferto a posto nostro. Colui che era perfetto ha servito come il sacrificio perfetto al posto nostro. Molti degli ebrei, persino ad oggi, rifiutano di accettare Cristo come il Messia, a grande parte del popolo ebreo. Non so se sapete, ma quando loro leggono, noi leggiamo il Salmo 53, per noi è molto chiaro, no? la figura di Cristo, come un testo profetico del profeta Isaia parlando di Gesù Cristo. Gli ebrei, quando leggono, non considerano che il profeta Isaia parla di Gesù, ma che in qualche modo sta cercando di fare una figura con il popolo di Israele, come se fosse il popolo che dovrebbe soffrire e che non stava parlando di un Messia. Questa è la loro giustificazione per non accettare che Gesù Cristo compisse le profezie messianiche. Andando al testo di questa mattina, il versetto 26 inizia così: allora egli, Pilato, liberò loro Barnaba e dopo aver fatto flagellare Gesù. E qui è già un punto interessante da fermarsi. Tutti quanti avete guardato, si dice guardato o visto un film? Visto? Avete visto quel film La Passione di Cristo? Sì? Della regia di Mel Gibson. C'è qualcuno che non ha mai visto questo film? Dal 2004 mi pare. Se non avete visto, guardatelo. Però è un film un po' pesante. La scena di Gesù che viene flagellato è spesso una scena dove le persone girano lo sguardo, sviano lo sguardo, chiudono gli occhi, perché è brutto da vedere. Molte persone nell'epoca in cui questo film è stato al cinema non si sono sentiti bene, ci sono relati di persone che si sono svenute. E magari quando vediamo quella scena possiamo dire, forse qui hanno esagerato. No, non era esagero. Lui, Mel Gibson, quando faceva la regia, ha dovuto litigare per mantenere quella scena perché tutti quanti dicevano che era meglio toglierla del film. Lui ha voluto che rimanesse. Il flagello, in quel periodo lì, era una cosa molto pesante. Non si trattava di semplici fruste, si dice? Non erano semplici fruste. C'era un strumento chiamato flagello che era fatto proprio con pezzi di metalli. Molte di quelle persone che soffrivano il flagello venivano a morte. La morte era una cosa comune per coloro che erano flagellati. Se poi le persone fossero lasciate da solo lì, abbandonati, molto probabilmente morirebbero. Poi se qualcuno li prendesse cura di loro, forse riuscivano a sopravvivere, però spesso portava a morte il flagello. Non era una cosa semplice, non era un semplice castigo, qualcosa dai facciamo e poi lo mandiamo via. No, era capace di uccidere la persona. Gesù ha subito quel flagello. Quando sentiamo la passione di Cristo, non solo il nome del film riguarda un periodo delle scritture, la passione, e forse quando guardiamo questo nome pensiamo, la passione sta parlando della passione di Cristo per noi, no? Ma non è questo il senso. La parola passione è una parola che viene dal latino passio, che vuol dire sofferenza. Quindi quando vediamo la passione di Cristo, quello che sta dicendo è la sofferenza di Cristo.
Io avevo preso anche una piccola immagine, ma scusatemi, mi sono dimenticato di preparare tutti gli slide, quindi non ce l'abbiamo. Non era l'immagine più pesante, era solo per farvi vedere un po' della situazione che veniva presa una persona flagellata. Il Messia, il re dei Giudei, che ha sofferto il flagello per le mani dei Romani. Come un ebreo, guardando questo, quello che credevano in Gesù era un'assurdità quello che stavano facendo con lui. La grande parte del popolo, soprattutto i farisei, i sadducei e le altre fazioni, loro hanno voluto questo. Non riuscivano a capire che quell'uomo lì compiva tutte le profezie, quell'uomo lì era destinato a soffrire queste cose al posto di loro, al nostro posto. Il versetto 26 continua: dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. E cosa significa la crocifissione nel contesto ebraico-romano? Per i romani la crocifissione era la punizione più crudele e umiliante che una persona poteva subire. La crocifissione era riservata non a qualsiasi persona, ai schiavi ribelli, a insorti politici o guerriglieri. Di solito erano queste persone che subivano la crocifissione. Siamo abituati nelle traduzioni che spesso dicono che Gesù è stato crocifisso in mezzo ai ladri, no? Molto probabilmente la parola lì utilizzata non è ladri, è malfattori. E lì possiamo considerare qualsiasi tipo di malfattore. Ma dato l'argomento storico delle crocifissioni, quelli che potevano e che venivano crocifissi, molto probabilmente loro non erano semplici ladri, erano forse guerriglieri, qualcuno che aveva persone che avevano cospirato contro l'impero romano, e la loro punizione è stata la crocifissione. È a questo livello di criminali che Gesù è stato paragonato dagli ebrei, ai peggiori schiavi, ai peggiori malfattori che potevano esistere, colui che non ha fatto assolutamente niente di male. Ma se torniamo un capitolo indietro nel libro di Matteo, c'è un elenco di volte che Gesù chiama quegli uomini di ipocriti. Ipocriti, 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 diverse volte praticamente durante tutto il capitolo. È da capire un po' perché non volevano quell'uomo o non volevano ascoltare i suoi insegnamenti, e la conseguenza di tutto questo è stata la morte di croce. La croce era così brutale, così umiliante, che alcuni storici dicono che era proibito persino ad essere menzionata tra i romani. Un cittadino romano non poteva essere crocifisso. Data l'umiliazione, l'impero considerava che un romano, per il semplice fatto di essere un cittadino romano, non poteva subire questa umiliazione. Nessun altro era degno di vedere un romano in questa situazione. E dicono che non poteva neanche venire menzionata tra di loro. Lo scopo della croce non era soltanto uccidere la persona, ma era di torturare lentamente. La morte di croce a volte la persona rimaneva per giorni sulla croce, soffrendo, appesa, soffrendo di poi in po' l'asfissia, come si dice, quando la persona asfissia. E a volte era di questo che moriva, perché il suo corpo non riusciva più a reggere il peso e pian piano la persona non riusciva più a respirare. Tra l'altro,
era così umiliante che spesso le persone erano crocifisse nude. Noi abbiamo l'immagine quando cerchiamo le figure oppure sulle le opere d'arte, tutto quanto, del Gesù crocifisso, c'è sempre la parte inferiore che è coperta. Questo è per un senso di, come si può dire, di rispetto. Ma molto probabilmente lui era completamente nudo, come sia lui che tutti i malfattori che erano. Molto spesso le persone erano crocifisse nude. Il testo continua. Versetto 27. Allora i soldati del governatore portarono Gesù nel pretorio e radunarono attorno a lui tutta la corte. E spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto, intrecciato una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nelle mani destre. E inginocchiandosi davanti a lui, lo schernivano dicendo: Salvi, re dei Giudei. E gli sputavano addosso. Prendevano la canna e gli percuotevano il capo. E dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono dei suoi abiti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Umiliazione totale. La loro gioia, la loro allegria era umiliare Gesù. E lui ha subito tutto questo in silenzio, senza dire una sola parola, come abbiamo visto in Isaia 53. Come l'immagine della pecora in silenzio che cammina verso il mattatoio. Ha deciso di subire tutto questo, di supportare tutto questo per amore a noi. La corona di spine, il manto, la canna, e lo schernivano dicendo: Salve, re dei Giudei. Abbiamo visto cosa significava la crocifissione per i romani, abbiamo parlato un po' di questo. Ma cosa significava la crocifissione per gli ebrei? La croce per loro era scandalo. E una delle ragioni per cui il popolo ebreo fino ad oggi rifiuta l'idea che Gesù sia il Messia promesso è che per loro è inconcepibile che il Messia, il Re dei Re, il Signore dei Signori, il Figlio di Dio venga umiliato in questo modo. Loro aspettano ancora quel leader religioso, politico, militare, quell'uomo rispettabile, quell'uomo che arriverebbe per mettere fine alla sofferenza e per conquistare insieme a Israele. Deuteronomio 21-23 dice: maledetto chiunque sarà appeso sul legno. Maledetto chiunque sarà appeso sul legno. Gesù volontariamente si è fatto maledizione al posto nostro. Il testo continua, versetto 32. Mentre uscivano, trovarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. E giunto a un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli diedero da bere del vino mescolato con fiele. Ma Gesù, assaggiatolo, non lo volle bere. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestiti tirando a sorte e posti a sedere gli facevano guardia. Al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna: questo è Gesù, il Re dei Giudei. Nelle figure che vediamo di Gesù c'è sempre quella segnalazione, no? Quella scritta sopra, di solito è scritto INRI, I-N-R-I. E in latino è l'acronimo in latino per Jesus Nazarenos Rex Iudaium. Questo è Gesù, il Re dei Giudei. Molto probabilmente non era le iniziali, non erano gli acronimi, ma è scritto per esteso,
non solo in latino ma anche in greco e in ebraico. Volevano che tutti quanti sapessero chi era quell'uomo e per quale ragione era stato condannato. Non mi pare, guardando questa giustificativa, che sia plausibile. Non era un malfattore, non aveva cospirato contro l'impero romano, anzi è stato lui a dire: dia a Cesare quello che è di Cesare. Non ha mai incitato il popolo contro l'ordine pubblico, ma questo era Gesù, il re dei Giudei. Allora furono crocifissi con lui e ladroni o malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. E quello che passavano di là lo ingiuriavano, scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il tempio in 3 giorni e lo ricostruisci, salva te stesso. Se tu sei il figlio di Dio, scendi giù dalla croce. Abbiamo visto qualcosa di molto simile durante le tentazioni di Gesù nel deserto, no? Se tu sei il figlio di Dio. Un'altra volta lo dicono: se tu sei il figlio di Dio. Forse magari nel periodo nel deserto possiamo anche immaginare, forse non soffriva così tanto, ma data questa situazione, quasi morto dovuto al flagello, poi comunque portato alla croce, le persone che schernivano, viene qualcuno davanti a lui e dice: se sei tu il figlio di Dio, scendi e noi crederemo. Non so voi, io avrei sceso dalla croce, sicuramente, ma lui ha voluto restare in silenzio e obbedire. Un servo perfettamente ubbidiente. Così pure i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: ha salvato altri, non può salvare se stesso? È il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Se è confidato in Dio, lo liberi ora, se lo gradisce, perché ha detto: sono figlio di Dio. E nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con lui. Aveva sopportato gli insulti dei soldati romani mentre lo flagellavano e anche durante la crocifissione. Ora ha dovuto sopportare sia gli insulti del suo proprio popolo che persino a quelli dei malfattori che erano accanto a lui. Versetto 45: dall'ora sesta si fecero tenebre e tutto il paese fino ad ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non era un lamento da parte di Gesù, era il prezzo essendo pagato. Era il momento in cui il Cristo, il Figlio di Dio, come nostro sostituto perfetto, ha sperimentato sopra di sé l'ira di Dio contro il peccato. Ha sopportato l'ira di Dio perché noi non dovessimo sopportarla. Era il nostro peccato, non i suoi. E lei è stato abbandonato perché noi non lo fossimo mai. E se la sofferenza fisica era già stata brutale, immaginate per il Dio fatto carne dover portare su di sé il peso del nostro peccato. Lui si è fatto maledizione a posto nostro. Non è cosa da poco. Subire l'ira di Dio non è cosa da poco. E è grazie a Lui che noi non lo sopporteremo o non dobbiamo sopportare quest'ira. Un teologo chiamato Jonathan Edwards dice che Cristo ha bevuto il calice dell'ira affinché noi bevessimo il calice della grazia.
Il testo continua, versetto 47, alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano, costui chiama Elia. Gesù gridava Eli, loro forse per la distanza non hanno capito cosa diceva Gesù, la loro comprensione è che Gesù chiamava Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e inzuppata di aceto, la pose in cima a una canna e gli diede da bere. L'aceto non era l'aceto come lo conosciamo oggi, era una specie di vino immischiato con acqua che serviva per dare un po' di sollievo. Era una bevanda molto comune per i soldati romani che non potevano permettersi il vero vino. E è questo che avevano vicino a sé e hanno cercato, uno dei soldati ha cercato di dare a Gesù, forse per vedere la sua sofferenza. Ma subito gli altri dicevano, lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in due, e da cima a fondo la terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono e usciti dal sepolcro dopo la risurrezione di lui entrarono nella città santa e apparvero a molti. Le risurrezioni sono stato un piccolo assaggio di ciò che verrà, della vera risurrezione dei santi, dove tutti noi saremo insieme a Cristo Gesù. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero, veramente, costui era il Figlio di Dio. Se i farisei, i sadducei e tanti altri, soprattutto dei leader religiosi, si rifiutavano e rifiutano ancora oggi di accettare Gesù come il Cristo, come il Messia, quell'uomo, un soldato romano, vedendo tutto quello che era successo, ha capito. Un centurione è stato capace di riconoscere la divinità di Cristo Gesù. Veramente, costui era figlio di Dio. Gesù, venuto come servo, il Vangelo di Marco dimostra molto Gesù da questo aspetto di servo. Non ha voluto, la lettera di Paolo ai Filippesi, che parla dell'autosvuotamento di Gesù Cristo, anche essendo Dio, non ha voluto essere uguale, si è svuotato, si è fatto uomo, non ha perso la sua divinità, ma aveva tutta la nostra umanità per poter subire tutte le tentazioni, tutti i problemi, sentire tutto il dolore e perfettamente compiere tutto quello che le aspettava. Salmo 118, 22 dice: la pietra che i costruttori avevano disprezzata è divenuta la pietra angolare. Il profeta Isaia, nel capitolo 6, versetti 9 e 10, dice: ed egli disse, va e di a questo popolo, ascoltate, sì, ma senza capire, guardate, sì, ma senza discernere. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendili duri gli orecchi e chiudili gli occhi, in modo che non veda con i suoi occhi e non oda con i suoi orecchi, non intenda con il cuore e non si converta e non sia guarito. Questa è stata l'azione di Dio verso il popolo di Israele. E Paolo, quando scrisse ai Romani, ha spiegato un po' questa situazione e come noi siamo stati inseriti nei piani di Dio per la salvezza.
Romani 11, dal versetto 1, dice: dico dunque, Dio ha forse ripudiato il suo popolo? No, di certo, perché anch'io sono israelita, della discendenza di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha ripudiato il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete ciò che la Scrittura dice a proposito di Elia? Come si rivolge a Dio contro Israele dicendo: Signore, hanno ucciso i suoi profeti, hanno demolito i tuoi altari, io sono rimasto solo e cercano la mia vita. Ma che cosa gli rispose la voce divina? Mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato i ginocchi davanti a Baal. Così anche al presente c'è un residuo eletto per grazia. Ma se è per grazia non è più per opere, altrimenti la grazia non è più grazia. Che dunque? Quello che Israele cerca non lo ha ottenuto, mentre lo hanno ottenuto gli eletti, e gli altri sono stati induriti, come è scritto. Dio ha dato loro uno spirito di torpe, occhi per non vedere e orecchie per non udire, fino a questo giorno. E Davide dice: la loro mensa sia per loro una trappola, una rete, un inciampo e una retribuzione. Siano gli occhi loro oscurati perché non vedano, e rendi curva la loro schiena per sempre. Ora io dico: sono forse inciampati perché cadessero? No, di certo, ma a causa della loro caduta la salvezza è giunta agli stranieri per provocare la loro gelosia. Ora, se la loro caduta è una ricchezza per il mondo e la loro diminuzione è una ricchezza per gli stranieri, quanto più lo sarà la loro piena partecipazione. Poi dal verso 28, per quanto concerne il Vangelo, essi sono nemici per causa vostra, ma per quanto concerne l'elezione, sono amati a causa dei loro padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili. Come in passato voi siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia per la loro disobbedienza, così anch'essi sono stati ora disobbedienti, affinché la loro misericordia voi usata ottengano anch'essi misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per far misericordia a tutti. Oh, profonda ricchezza della sapienza e della scienza di Dio! Quanto inescrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie. Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì da riceverne il contraccambio? Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Paolo stava spiegando che la loro disobbedienza del popolo di Israele è stato questo, è stato il loro indurimento del cuore che ha permesso che noi fossimo accettati tra i figli di Dio. Ora anche noi facciamo parte delle promesse di Dio. Anche noi abbiamo la salvezza in Cristo Gesù. Non sappiamo esattamente perché queste cose succedono, anche Paolo non sapeva. Alla fine del suo testo hai spiegato ovviamente che è stata la caduta, tra virgolette, di Israele, il rifiuto da parte del popolo ebreo che ha permesso a tutti noi di addentrare, di far parte di questa famiglia, e che questo faceva già parte dei piani di Dio, ma come queste cose funzionano non sappiamo. Neanche Paolo ha saputo informare. Quindi hai spiegato cosa è successo e alla fine anche lui ha detto: oh, profonde ricchezze della sapienza e della scienza di Dio. Quanto inescrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie. Quello che Paolo sta parlando è: non riusciamo a capire, non riusciamo a comprendere tutto quello che passa nella testa di Dio. Non riusciamo a vedere lo scopo dei suoi piani, ma sappiamo quello che ci serve. Sappiamo che è grazie a tutto questo che ora anche noi possiamo sfruttare di questa benedizione, sfruttare di questa grazia.
possiamo chiamare anche noi Dio di Padre. Mentre il gruppo di lode sale, vorrei leggere, abbiamo cantato, ma ora vorrei leggere Isaia 53. Così come il Salmo di Davide che abbiamo letto all'inizio del culto, e se fate attenzione, molto di quello che Davide ha parlato, ha subito, anche Gesù ha subito. Molto di quelle parole che Davide ha detto, anche Gesù aveva detto. E mentre leggo, fate attenzione a queste parole. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è conosciuto davanti a Lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti a quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non le facciamo stima alcuna. Tuttavia, erano le nostre malattie che Egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi non lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui, mediante le sue lividure siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo. E tra quelli della sua generazione chi riflette che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze né c'erano stati inganno nella sua bocca. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento l'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto per la sua conoscenza. Il mio servo, il giusto, renderà giusti molti. Si caricherà egli stesso della loro iniquità. Perciò io gli darò un premio alle moltitudini. Egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati dei molti e ha interceduto per i colpevoli. La verità è che noi tutti siamo stati corrotti dal peccato. E così come gli ebrei, anche noi spesso abbiamo il nostro cuore indurito. Anche noi possiamo avere i nostri occhi chiusi, anche se siamo in chiesa, anche se veniamo qui ogni domenica, anche se siamo cresciuti in un ambiente cristiano. Non sono le nostre opere, non è il fatto di venire in chiesa, di cantare delle canzoni, di partecipare a un gruppo di studio, non è questo che ci fanno essere un servo di Cristo. È il nostro cuore. E spesso commettiamo gli stessi errori della religiosità. La cortina del Tempio si squarciò, non solo perché potessimo addentrare, ma perché Dio ha voluto uscire e venire verso di noi. È grazie al sangue di Cristo Gesù che possiamo essere di nuovo in comunione con il Padre, avere pieno accesso
a Lui. C'è una citazione del teologo John Stott nel libro La croce di Cristo, dove dice: l'essenza del peccato è l'uomo che sostituisce Dio, sostituisce con delle cose, con desideri o con altre persone. Ma l'essenza della salvezza è Dio che sostituisce l'uomo. È il Dio incarnato che ci ha sostituito nella croce. Ora canteremo Aprimi gli occhi del cuore. E che questa canzone, che queste parole possano essere non solo una semplice canzone, ma che possa essere una preghiera, che possiamo dire dal profondo del nostro cuore a Dio: Signore, apri i miei occhi, permettami di vederti, di contemplare la tua gloria. E mentre adoriamo il nostro Dio e mentre facciamo questa preghiera, quelli che hanno già consegnato la sua vita a Dio come unico Signore e Salvatore e vogliono, possono anche partecipare del momento delle decime e delle offerte. Amen, preghiamo. Grazie Padre, grazie, perché anche se non meritiamo, per la tua grazia, per la tua bontà, per il tuo amore, Signore, tu hai inviato il suo Figlio, che è dovuto sopportare ogni sorta di ingiustizia in silenzio. Ha portato su di sé il peso del nostro peccato e che è grazie a questo sacrificio che ora abbiamo pieno accesso a te, Signore. Grazie Padre, in nome di Gesù. Amen. Amen, alziamoci in piedi, cantiamo. Possiamo fare il nostro momento di decime offerte. Voglio vederti, voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo.
ringraziamo Padre per questa lode, ti ringraziamo per queste 10 offerte Padre, che la tua parola possa continuare nella nostra vita, nella nostra mente Padre, durante questa settimana, che le tue parole possano rimanere nel nostro cuore. Nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Gli avvisi. Campeggio H-Move, giovani e adolescenti. Per i giovani e adolescenti della nostra chiesa, se non avete ancora fatto l'iscrizione, fate. Se conoscete qualcuno, amici, invitateli. Avremo un bel periodo lì a Nevegal, a Belluno, vicino a Belluno. Altri avvisi? Dal 22 al 24 maggio il costo di 130 euro il campeggio. Compleanno della chiesa, il 29 avremo il compleanno della nostra chiesa. Qui a Treviso non ci saranno culto a Padova, a Belluno e a Conegliano. Ci saremo tutti qui riuniti per il compleanno della nostra chiesa. Poi dopo il culto avremo anche una torta, quindi state tranquilli, non scappate subito dopo il culto, avremo un periodo qui di comunione insieme e una bella torta. Il pastore Caio mi ha chiesto anche di ricordare, mi avevo già dimenticato, ma mi ha chiesto di ricordare che la prossima domenica cambia l'orario, giusto? Quindi state attenti con questo, cercate di essere puntuali, non arrivare in ritardo. Saremo in tanti, quindi ci aiuterebbe se fossimo qui anche prima del culto per potersi organizzare, va bene? Attenzione all'orario, cerchiamo di essere puntuali e non scappate via subito dopo il culto, cercate di rimanere un po' e avere un momento insieme di comunione. Altri avvisi? Ministero sociale, se avete cose da donare, cibo e tutto quanto, cercate i responsabili del nostro ministero sociale, così riusciamo anche a sostenere la nostra comunità qui intorno, vicini, e tutto questo fa parte del ministero dell'opera che Cristo ci ha lasciato. È un obbligo della Chiesa poter servire la comunità. E se potete anche far parte soprattutto di questo ministero, dare una mano, cercate i responsabili, ognuno può aiutare a modo suo, quindi fa sempre bene partecipare dei ministeri della nostra Chiesa. Altri? Il culto di domenica prossima? Domenica la prossima. Il nostro culto di Pasqua. Non ci sono ancora molte informazioni a riguardo, ma credo che negli anni precedenti abbiamo fatto il culto prima, no? E poi una colazione insieme. Forse sarà qualcosa, sarà così? Allora ci saranno, poi non so gli orari esattamente, ma il culto sarà alle 8 e poi subito dopo il culto faremo la colazione tutti insieme qui. Perfetto, grazie. Qualcos'altro? Ah sì, subito dopo il culto ci saranno delle torte salate, dolci in vendita. Il soldi ricavato sarà indirizzato al campeggio di giovani e adolescenti, quindi se potete, ma non ho fame, non importa, non serve mangiare, basta comprare, regalate a qualcun altro, portate a casa, ma cercate di sostenere il nostro ministero, il ministero di giovani e adolescenti della nostra Chiesa, va bene? Sono 2-3 euro, sicuramente non mancherà alla fine mese e riuscirete a sostenere il nostro ministero. A posto, qualcos'altro? No, preghiamo. Grazie Padre, grazie per questo culto, grazie per la tua parola, che tu possa benedire ognuno di noi qui durante questa settimana, Padre, portarci in sicurezza a casa, prendersi cura di noi, Signore. Sappiamo che i tuoi piani sono sovrani, sono perfetti e che possiamo fidarsi di te
e della tua giustizia. Grazie per tutto quello che hai già fatto, sta facendo e farà ancora nella nostra vita e nella vita della nostra Chiesa. In nome di tuo Figlio. Amen. Grazie a tutti.